del seminario è emigliamo di nuovo. In realtà gli italiani non si sono mai fermati, ma oggi, complice la crisi, complice la disoccupazione arrivata a oltre il 40%, complice anche la recessione economica, è ancora più imponente. La crisi spinge a ricercare un miglioramento. E chi è il migrante? Il migrante, per definizione, è chi si sposta dal proprio paese alla ricerca di una situazione di vita migliorativa rispetto a quella che il paese di partenza gli dà. È una persona alla ricerca della felicità, possiamo dire, no? E quindi gli attuali motivi che spingono i tanti italiani a spostarsi sono più che giusti in un momento in cui, diciamo, le lamentele o comunque il quadro della situazione di vita del nostro paese non è così roseo. Però chi sono gli italiani all'estero? Chi migra veramente? Allora, sfatiamo il mito che è possibile dare dei dati certi. In tanti, quando io vado nei vari contesti, mi dicono ecco lei che dei rapporti italiani nel mondo e che i rapporti italiani nel mondo ha questa base, diciamo, di cercare di essere un po' un punto di riferimento, un punto di raccolta di quelli che sono i dati principali sul fenomeno della mobilità italiana. E lo abbiamo fatto perché da un punto certo bisognava partire, e quindi quello delle fonti ufficiali, i dati ufficiali, ma quello che ci siamo subito resi conto è la carenza del dato. Io qui non porto una notizia nuova, i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero fotografano una parte, sono limitati rispetto a quella che è la reale consistenza del fenomeno, però ci danno delle indicazioni importanti di quelle che sono le caratteristiche. Ma oggi l'iscrizione all'AIRE non risponde più a quelle che sono le necessità di un giovane che va all'estero e che non ha più un percorso fisso nel tempo, così come l'iscrizione all'AIRE richiede. La precarietà della vita caratterizza il percorso migratorio. Possiamo definire i percorsi migratori attuali percorsi precari. Cosa intendo dire? Penso a un giovane del sud Italia che per motivi universitari si trasferisce al centro-nord, che magari poi per lavoro si sposta ancora più in alto, in un'altra regione del nord, non so, da Roma va in Lombardia, e dalla Lombardia poi sempre per percorsi di lavoro va nel nord Europa, quindi va dalle Alpi, e poi perché no, di nuovo un percorso migratorio in un'altra regione dell'Europa oppure oltreoceano. Vedete la precarietà anche del tempo, quindi 2 mesi qui, 2 mesi lì, senza parlare dei rientri, e quindi questa precarietà, questa velocità, questo continuo andare, venire, spostarsi non riescono oggi le fonti che abbiamo a disposizione per riuscire a capire i flussi, a quantificare i flussi, a intercettare. Tuttavia, mettendo insieme le varie fonti, quindi da una parte l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, dall'altra parte l'iscrizione e cancellazione anagrafiche dell'Istat, molte fonti, diciamo, dei paesi in cui gli italiani risiedono oggi, abbiamo un quadro che è un punto di partenza importante e che ci dà una serie di indicazioni. Vi dicevo, il percorso dei rapporti italiani nel mondo nasce dal 2006. Ed è stato importante portarlo avanti proprio perché negli ultimi 2 anni noi a livello di dato abbiamo capito che c'erano delle trasformazioni, quali ad esempio pensiamo agli oltre 4.300.000 iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Ci siamo accorti che tra il 2012 e il 2013 sono un po' cambiate le rotte dove gli italiani si spostano. Abbiamo trovato per esempio una crescita dell'8,6% in Asia, abbiamo visto 1.000 persone, 1.000 italiani spostare la residenza dall'Italia alla Cina, ragione per cui siamo andati ad individuare, ad indagare ancora più specificatamente con la Fondazione Migrantes questa comunità, cercando di capire chi era. C'è stata tutta un'altra ricerca nel quale è emerso appunto che
non sono soltanto gli imprenditori alla ricerca di lavoro, ci sono anche altri fenomeni, tipo non so, predisposizione culturale, maggiore amore per la Cina rispetto al nostro paese, quelle che un po' si diceva prima, gli spostamenti, le not migration, gli spostamenti per amore, insomma la costituzione di nuovi nuclei familiari, ma ci sono anche per esempio i cinesi di ritorno, come li hanno definiti i ricercatori di questa ricerca, ovvero cinesi nati in Italia da genitori cinesi che rientrano in un momento di recessione economica e di disoccupazione in Cina perché il fatto di avere la capacità linguistica, quindi la conoscenza della lingua e gli occhi a mandorla è sicuramente una marcia in più, visto e considerato che in Cina essere italiani, parlare l'italiano, comunque l'amore per l'Italia, per la moda, per il made in Italy, il cibo, la musica e quant'altro è un settore trainante, un settore forte. Quindi dicevo rotte nuove sì da una parte e non dall'altra, perché abbiamo riscontrato un aumento del 4% in America, in particolar modo in Brasile, circa 18.000 hanno spostato la residenza dal 2012 al 2013, 2.500 italiani sono andati in Australia. E un'altra caratteristica nuova che si è riscontrata appunto analizzando, confrontando i dati dal 2012 al 2013 è l'origine regionale. Sicuramente la maggior parte dei cittadini italiani iscritti all'AIRE oggi hanno un'origine meridionale, ma quello che abbiamo riscontrato noi è che nell'ultimo biennio la maggior parte delle partenze ha riguardato la Lombardia, il Veneto e la Sicilia, nell'ordine. Quindi diciamo un ritorno a quelle che erano le caratteristiche della mobilità italiana, insomma dell'inizio, ma il problema che qui riporto è cercare di capire quanti di quelli partiti dalla Lombardia, dal Veneto e dalla Sicilia nel 2012 erano realmente originari della Lombardia, erano veneti o erano siciliani. Intendo dire, proprio a causa degli spostamenti plurimi, molto probabilmente della incapacità di poter vedere anche l'origine regionale di queste persone, molto probabilmente si parte dalla Lombardia dopo aver già fatto un percorso migratorio interno. Non dimentichiamoci che l'Italia ha questa caratteristica di essere un paese con caratteristiche di mobilità estremamente variegate, mobilità interna dal sud verso il nord, intraprovinciale, intraregionale, e poi i flussi dall'Italia verso l'Europa o verso altri continenti. Il trend delle regioni del sud, quindi che ritornano protagoniste, lo ritroviamo anche nei dati Istat. Dati Istat che continuano dal 2011 al 2012 a far vedere come ne partono sempre di più e ne tornano sempre di meno. Vi faccio solo un confronto tra i dati delle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche 2012-2013. 30.000, quasi 31.000 persone che sono rientrate, 28.000 nel 2013, quindi quasi 31.000 nel 2012, 28.000 nel 2013, a fronte invece di quasi 68.000 partenze nel 2012 che sono arrivate nel 2013 a 82.000. Purtroppo le disaggregazioni ancora non le ho perché sono in fase di lavoro del rapporto 2014 e quindi qui vi porto dei dati nuovi avuti ma non ancora analizzati. Il punto, in effetti, è sì l'allarme sociale di queste partenze, ma adesso non ricordo chi lo diceva, chi mi ha preceduto, è il problema della non attrattiva dell'Italia, ovvero è anche giusto ed è anche buono che i giovani italiani finalmente partano alla volta di esperienza all'estero, perché vi dico che a fronte di circa 60.000 studenti tedeschi che ogni anno vanno in programma Erasmus, gli italiani sono circa 20.000. Quindi ben vengano l'esperienza all'estero. Il problema invece è la mancanza del ritorno, la mancanza dell'attrattiva dell'Italia a far rientrare questi talenti in fuga. A me non piace per niente il termine cervelli in fuga, queste genialità che funzionano all'estero e che non hanno la possibilità di esprimere la loro genialità in Italia.
oppure anche la mancanza di cercare di avere dei contatti tra dove sono e l'Italia, anche utilizzando le nuove tecnologie che ti permettono di essere in posti diversi nello stesso momento. Dicevo, i dati Istat, il 22% è laureato, il 28,7% ha un diploma, dei diplomati l'83% ha frequentato l'università o almeno approvato, salvo poi prendere la strada dell'espatrio. Questo è gravissimo. Significa che molti giovani decidono di spostarsi all'estero prima ancora di aver finito l'università, una sorta, io l'ho definito, di emigrazione del semilavorato che dall'Italia finisce con l'essere effettivamente plasmato fuori dai confini nazionali. Di questo noi non sappiamo che fine fanno, non sappiamo quanti di loro effettivamente terminano il loro percorso di studi. E ci dice anche che accanto ai cosiddetti cervelli in fuga, talenti in fuga, ci sono anche delle partenze diverse, ci sono i diplomati che probabilmente non saranno mai laureati, ma ci sono anche le licenze medie. Noi l'abbiamo riscontrato all'interno dei rapporti italiani nel mondo, abbiamo riscontrato un aumento dei minorenni, delle partenze dei minorenni con licenza media, pensate dallo 0,3% del 2010 al 24% del 2011. Chi sono questi? Sono minorenni che partono alla volta delle famiglie, quindi insieme con i loro nuclei familiari, oppure sono giovani che partono ai tempi della licenza media all'interno dei pullman che dal sud Italia li riportano al nord attraverso quelle catene migratorie che ci ricordano insomma sicuramente anni e anni fa alla volta della Svizzera e della Germania. Per questo, guardate, la Migrantes ha una rete importantissima che è di oltre 375 missioni cattoliche di lingua italiana all'estero, ma di oltre 200 uffici diocesani in Italia. E questa è una cosa fondamentale, perché io vi dico che attraverso questi osservatori privilegiati, diciamo così, noi abbiamo la possibilità probabilmente, non lo dico veramente per presunzione, di arrivare prima a capire dei fenomeni sociali rispetto ad altre strutture, quindi a farci promotori insieme poi a tutti i nostri partner nei rapporti italiani nel mondo, ma non solo, diciamo rispetto al nostro lavoro quotidiano, di una serie di allarmi sociali che potrebbero insomma coinvolgerci e spronare le nostre coscienze già da domani. E quindi vi dicevo, tra questi allarmi che abbiamo visto è sicuramente l'aumento delle partenze dei minorenni, e quindi cerchiamo anche di capire chi sono questi minorenni, e non è scientificamente valido sicuramente l'interrogatorio del parroco che vede un fenomeno del genere in una famiglia, ma a questo, dal parroco, diciamo, da questo campanello d'allarme cerchiamo la collaborazione poi di quegli enti preposti ad arrivare ad avere un numero certo scientifico. E quindi vi dicevo, dall'aumento delle partenze dei minorenni al discorso delle famiglie, sono tante le famiglie italiane che stanno lasciando i nostri territori e tante le difficoltà che si trovano a vivere i parroci in Italia e i missionari cattolici che sono all'estero, perché vi lascio immaginare una famiglia che vive se va bene insieme, ma se non va bene anche tra due nazioni, quindi il bambino con la madre o con il padre, un rapporto a distanza, la precarietà di un rapporto, di una lontananza e di una crescita nel non viversi giorno per giorno, sia nel rapporto diciamo tra i coniugi sia nel rapporto genitori-figli. E poi un altro allarme, e lo lascio lì, è quello dei pensionati, un aumento delle persone over 65 anni che lasciano l'Italia, di cui già è uscito qualcosa sui giornali, si parla degli ex dirigenti o comunque delle pensioni, diciamo così, d'oro alla volta delle cosiddette spiagge INPS. Bene, noi attraverso i nostri osservatori privilegiati sappiamo anche di persone meno benestanti che con la loro piccola pensione diventa sì una pensione d'oro in paesi fuori dall'Italia. Nel 2013 è nata l'esigenza, la stiamo
portando avanti all'interno della Fondazione Migrantes di affiancare questa precarietà di dati con una serie di ricerche empiriche, e ne abbiamo svolte in realtà un paio e continuiamo a svolgere ancora quest'anno, e in particolare una riguardante le condizioni di vita e di lavoro dei giovani italiani in Europa in tempo di crisi, una ricerca in realtà delle API con il nostro partner continuo, e attraverso questa ricerca si è andata ad analizzare la situazione delle under 35 e le strategie che gli under 35 in Europa mettono in atto proprio per fronteggiare la crisi. La riduzione della spesa sembra essere la strategia per reagire. Il 64% circa del campione ha ridotto fortemente l'uso del telefono, drastici tagli al riscaldamento, quasi il 63%, e per le prestazioni mediche. Pensate, cioè i tagli dove vanno ad incidere nelle persone che sono fuori dall'Italia. Ma non è tanto questo, il problema è che diventa la famiglia il loro unico materasso appunto, che non permette una caduta veramente libera nel vuoto. La famiglia in Italia ha cominciato ad essere per loro nuovamente un sostegno economico, e questa è diciamo una delle ricerche, ma un'altra, così vi do diciamo l'altro lato della medaglia, lontano anni luce da quello a proposito dell'Europa, ha riguardato gli altamente qualificati di Washington e Baltimora. Rifiutano di essere catalogati cervelli in fuga, si sentono talenti capaci di scegliere, che cercano opportunità per mettersi alla prova, si definiscono migranti per scelta intellettuale. I ricercatori oggetto di questo lavoro non si sentono dei geni, ma persone normali con un lavoro straordinario, che guadagnano veramente tanto, lo dico tra parentesi, una scelta di vita che richiede molta costanza e una grande determinazione per superare tanti ostacoli, lo stress permanente, la solitudine di certi giorni. Non si sentono tanto appartenenti all'Italia, ma scendono più nel locale. Questo mi interessa direttamente perché è molto importante, secondo me, ma per fortuna questa è una cosa che condivido con Silvia, lo so, e con tutti voi, andare a trovare delle strategie nuove per i nuovi migranti che sono all'estero. Emigriamo di nuovo dunque? Sì, ma la situazione è più complessa di quanto si dice, e a questo servono le ricerche, a questo servono dei seminari di confronto, di conoscenza, e a questo serve soprattutto due parole che diventano quasi d'obbligo: la rete, tra noi che lavoriamo in questo settore, e la sinergia. Non sentirci più bravi degli altri, ma collaborare veramente serenamente e con umiltà, in modo tale da arrivare ad avere veramente quegli strumenti che oggi servono e li metterci al servizio dei migranti, perché poi questo è, almeno per quanto mi riguarda, la mia motivazione al lavoro. Un'altra cosa, veramente termino, non perché sono nella Fondazione Migrantes, ma credo che questo Papa piaccia veramente a molti di noi, è il continuo sprono quasi quotidiano di Papa Francesco all'utilizzo delle buone parole, e questo è veramente fondamentale anche e soprattutto per quanto riguarda il tema della mobilità italiana oggi. Cerchiamo tutti quanti di utilizzare veramente i giusti termini per definire i nostri connazionali che sono all'estero, che non sono cervelli, ma persone della loro interezza umana e dignità.